nel canile di Tolmezzo, un canile che si occupa di una vasta zona della Carnia fino ad arrivare ad Artegna, tanti comuni che fanno appunto riferimento a questo sito. Con Carlo Sanna intanto vediamo come funziona la struttura. Allora, questa struttura è suddivisa in una parte sanitaria che è situata all'ingresso, dove i cani che entrano vengono tenuti per 10 giorni per tutti i controlli appunto sanitari. Passati quei 10 giorni, verificato che non ci siano problematiche varie, vengono spostati qui dietro, dove c'è la zona di custodia permanente, alle dipendenze, diciamo così, dei comuni aderenti alla comunità di montagna. Ecco, il canile infatti fa capo all'UTI, oggi Comunità della Montagna, con la mutazione dell'ente nelle sue forme. Ecco, normalmente quanti cani vengono gestiti indicativamente nel corso di un anno, negli ultimi anni? Abbiamo una media di 15-16 cani presenti costantemente, quindi nell'arco di un anno parliamo di un centinaio di cani. Ecco, il fenomeno dell'abbandono non è più presente come era un tempo, specialmente in estate, quando i cani venivano abbandonati proprio in mezzo alla strada. Sì, assolutamente. Nel corso degli anni il fenomeno dell'abbandono e del randagismo nelle nostre zone è andato via via calando e ad oggi non c'è praticamente più. I problemi che si riscontrano oggi sono legati alla gestione dei cani, per cui spesso e volentieri entrano cani che hanno morsicato in maniera importante persone e quindi arrivano qua per un'impossibilità a gestirlo da parte della famiglia. Ecco, molte volte Carlo Sanna ci spiegava che purtroppo i cani vengono adottati senza prima informarsi o anche rivolgersi a delle strutture serie, poi per essere subito dopo abbandonati, tra virgolette, perché la famiglia si rende conto di non saperlo gestire l'animale, oppure appunto perché l'animale morde, perché è stato allevato in maniera sbagliata. Sì, assolutamente, spesso vengono fatte adozioni inconsapevoli per moda, perché mi piace o semplicemente per fare il regalo al bambino, alla nonna rimasta sola, non avendo ben presente quali sono le caratteristiche dell'animale che ci stiamo portando in casa e con le conseguenze che risultano dopo da tutti quelli che sono qua. Ecco. Ecco, quindi non cani abbandonati in questa struttura, ma cani purtroppo che hanno questo tipo di problematica, hanno morso, lo seguiamo spesso anche con la cronaca, questi animali che mordono anche i bambini oppure i passanti, insomma, anche se portati a guinzaglio. E allora adesso andiamo a vedere le storie di questi amici a quattro zampe che si trovano qua al canile di Tolmezzo. Ecco, questo cagnolone, come si chiama? Rufus. Ecco, Rufus che storia ha? Allora, Rufus è il veterano del canile, ha 11 anni quasi, è stato adottato e riportato qua 7 volte, secondo me perché chi c'era prima appunto faceva adozioni non proprio corrette. È un cane che nel corso degli anni ha morso più volte, per un periodo di tempo era scappato ed è vagato per un anno circa, quindi un pochino rinsalvatichendosi, no? Ho imparato a gestirmi da solo con come conseguenza una diffidenza verso l'uomo e difficoltà poi a rilasciare questa fiducia e ad essere gestito in maniera corretta. Un cane che ce l'aveva a morte con le donne, già se una ragazza era a qualche metro di distanza lui era attaccato coi denti alla rete e sbatteva. Adesso è assolutamente adottabile, è un cane col quale è piacevolissimo andare in passeggiata, entrano anche le volontarie a pulire, portare le pappe, cambiare l'acqua, quindi sono state tolte quelle problematiche che avevamo riscontrato all'inizio. È sicuramente un cane che avendo reimparato a gestirsi, ad essere assolutamente autonomo, ha bisogno di qualcuno che lo sappia seguire, non è un cane per tutti.
Allora anche Rufus potrebbe essere adottato con serietà e con tanta delicatezza. Vediamo adesso qualche altro ospite del canile. Questo invece è Dogo, arriva da un sequestro. Cosa è successo? Allora, siamo stati contattati dalle guardie zoofile perché hanno avuto delle segnalazioni e dopo varie verifiche siamo intervenuti noi, le guardie e i carabinieri, perché c'erano Dogo appunto e un Rottweiler insieme, tenuti in condizioni non appropriate. Da quello che mi hanno detto, però onestamente io non ho visto i filmati, erano picchiati in maniera importante, al che ci hanno chiamato giù a recuperarli e sono arrivati da noi. Il Rottweiler è già stato dato in adozione perché era molto più giovane e quindi si è potuto lavorare in maniera molto più rapida. Lui ha ancora qualche problemino con gli oggetti, bastoni in modo particolare, quando passi con la scopa, il manico della scopa si agita, per il resto è secondo me un signor cane anche lui. Usciamo in passeggiata, facciamo un po' di attività, cosa che all'inizio non ci permetteva. Per cui a breve spero di poter dare in adozione anche lui. Ecco, quindi voi vi occupate anche della rieducazione, cosa che non tutti magari possono immaginare. C'è proprio un'attività per rieducare il cane e farlo sentire bene e farlo adottare. Sì, assolutamente. Siamo io, Ambra, Silvia, che operiamo qua attivamente, diciamo. Siamo degli educatori, degli istruttori. Oltre a noi ci sono tutti i volontari ai quali cerchiamo di passare le informazioni in modo che anche loro possano lavorare in linea con la nostra filosofia, per cui delle rieducazioni assolutamente distanti da metodi coercitivi classici. Facciamo il nostro meglio per riportare un pochino di equilibrio nel cane e ricreare quella fiducia nell'essere umano che spesso e volentieri è venuta a mancare. Questo cagnolone che sta facendo la muta ha un'altra storia particolare, tutti i cani qui hanno una storia particolare, questo cosa ha combinato? Sì, questo ha morsicato varie persone mandandole in ospedale. 8 persone. Sì, è arrivato qua che non era proprio gestibilissimo, secondo me anche qui per un discorso di gestione a livello familiare, no? Non ho avuto indicazioni corrette e quando sono arrivato all'adolescenza ho iniziato a dire la mia anch'io, per cui non rimango qua passivo a quello che mi succede, ma inizio a dire la mia. Ovviamente un cane, la mia la dico spesso e volentieri usando la bocca, è lo strumento loro. Non avendo le competenze necessarie, sufficienti su come usarla, sono venuti fuori dei danni. Ecco, però adesso sembra un amico a quattro zampe molto tranquillo a vederlo così di primo acchito. Sì, ma adesso usciamo in passeggiata, facciamo delle attività, le coccole sono piacevoli, anzi è lui che te le chiede. Comunque un occhio di riguardo lo dobbiamo dare, uno per il passato e quindi credo che la certezza che non possa ricapitare non la possa dare nessuno, due per la mole perché nel momento in cui parto i danni sono importanti. Però sì, assolutamente un cane tranquillo, affidabile, bravissimo con gli altri cani, tutti quelli che gli sono arrivati vicino, lui è stato uno che ci ha aiutato a calmarli, a tranquillizzarli, a rasserenarli anche sui momenti successivi. Quindi i rapporti tra cane e cane, cioè all'interno, cioè gli animali tra di loro possono andare d'accordo e non andare d'accordo invece con gli uomini. Assolutamente sì, adesso abbiamo fatto degli spostamenti, prima c'era Dogo che abbiamo visto prima che era un pochino più da solo qui, nel momento in cui abbiamo messo altri cani vicino anche lui si era serenato, sentite anche adesso, tolto il momento in cui ci vedono e quindi c'è un po' di eccitazione,
di solito questo è quello che si sente in canile, no? Infatti anche noi appena arrivati non abbiamo sentito cani abbaiare, erano tutti molto tranquilli, tutti anche maschi o quasi tutti. Quasi tutti, abbiamo solo una femminuccia, una delle rarissime volte che abbiamo trovato un cane vagante senza chip, che andrà in adozione la prossima settimana, per cui anche a lei gli abbiamo già trovato casa, e di nuovo resteranno solo maschietti. Ecco, allora grazie a Carlo Sanna, grazie a tutti i volontari e agli operatori che lavorano in questo centro. Ci siamo adesso nel canile della comunità collinare del Friuli, una realtà storica in Friuli Venezia Giulia, nata più di 40 anni fa. Sì, il canile effettivamente è stato inaugurato nell'81, la comunità collinare invece ha una storia di oltre 50 anni, quindi una delle tante iniziative che la collinare ha fatto nel tempo, e questo la dice lunga, ecco, sulla lungimiranza dei predecessori di questo territorio nell'occuparsi anche dei cani, nato appunto nell'81 per rispondere a un fenomeno di randagismo e di rabbia silvestre che oggi fortunatamente è superato. Ecco, randagismo e rabbia silvestre, insomma una cosa tra l'altro anche che fa paura, sebbene si continui sempre a monitorare la fauna selvatica in questo senso. Furono le motivazioni dell'apertura di questo canile, che è sempre stato un canile gioiello, sempre gestito in maniera estremamente corretta, anche con tanti volontari. Negli anni però il numero di animali fortunatamente da assistere e da accogliere è cambiato. Sì, diciamo che noi siamo passati da anni in cui mediamente potevano essere una cinquantina i cani presenti in questa struttura a attualmente che abbiamo una ventina di animali. Si è modificato appunto la caratteristica degli animali, come diceva prima, da fenomeno di randagismo. Oggi abbiamo in particolare cani ricusati dalle famiglie o piuttosto anche cani di difficilissima gestione, e questo è, diciamo, forse l'impegno più importante che avremo nel futuro. Ecco, quindi adozioni fatte in maniera superficiale, cani che vengono adottati e poi che nessuno vuole più vengono accolti e curati in questi spazi che tra l'altro adesso saranno anche potenziati grazie a un progetto che prevede l'ampliamento o comunque la ristrutturazione di alcuni box destinati agli amici a quattro zampe. Sì, infatti sono già in corso da alcune settimane dei lavori di adeguamento di una trentina di box, e quindi noi contiamo nell'arco di un paio di mesi di poter avere questa struttura ammodernata, una struttura che è gestita dalla cooperativa La Sorgente, una struttura in cui abbiamo tutta una serie di professionalità che noi come collinare tenderemo anche ad ampliare per quanto riguarda veterinari, comportamentalisti, tutta una serie di figure professionali che oggi richiede una struttura come questa. Ecco, è bene risottolinearlo di nuovo, il canile non è uno spazio solamente dove il cane o anche il gatto vengono accolti, ma vengono educati, vengono riabituati al contatto con la persona, e quindi c'è un lavoro che richiede appunto professionalità importanti, anche tanti volontari, li sentiremo anche più tardi. Ecco, un numero indicativo che viene gestito di cani ogni anno rimane sulla una ventina, trentina? No, oggi sono questi quelli che sono presenti, però c'è stato nel tempo sempre diciamo, un ricambio, ecco, cani che arrivano, che vengono poi adottati. Diciamo che in prospettiva, oltre al discorso dei cani, ci sarà l'ampliamento dell'area per un gattile. Ci sono in entrambe le situazioni, sia per l'adeguamento del canile che per l'ampliamento della zona gattile, dei contributi regionali. Ci stiamo lavorando su questo, e l'ampliamento del gattile darà un servizio importante, credo, non solo alla nostra zona ma a un territorio molto più ampio. Ecco, ricordiamo quali sono i comuni che possono fare riferimento a questo canile come area territoriale. Allora, i comuni sono 15, adesso vediamo di non dimenticare nessuno.
Diciamo, qua siamo nel comune di Rive d'Arcano, e poi c'è Fagagna, Maiano, San Daniele, San Vito di Fagagna, Coseano, Flaibano, Moruzzo, Treppo Grande, Colloredo di Montalbano, Osoppo, Ragogna. Quindi insomma è un'area molto vasta. Però a questo canile non fanno riferimento soltanto i comuni del nostro territorio, ma anche altri comuni che chiedono di poter usufruire di questo servizio, tant'è che anche il comune di Udine si è intessuto un rapporto per il trasferimento di alcuni cani in questa struttura. Struttura che tra l'altro, come si vede, è immersa nel verde in una zona dove l'eventuale abbaiare degli animali non disturba nessuno, perché non ci sono abitazioni nell'area circostante. La struttura, c'è un impianto per il trattamento dei rifiuti che comunque è in un certo senso insonorizzato, quindi anche gli animali non hanno disturbo da questo tipo di impianto. E allora adesso andiamo a vedere quali sono gli animali che vengono ospitati insieme a un volontario. Maurizio è un volontario e anche il vicepresidente dell'associazione, dell'organismo di volontariato che si occupa, ce lo dirà lui stesso, degli animali non solamente qui a Rive d'Arcano ma anche a Porpetto e a Cormons. Con lui ci sono due cagnolini, li vediamo subito, che arrivano proprio da questa realtà, diciamo Esatto. così, ecco. Maurizio, una realtà di abbandono che ha riguardato specialmente in passato tanti animali. Sì, certamente. Buonasera. Praticamente Amici della Terra è un'organizzazione a livello nazionale che si occupa anche di animali inteso come cani abbandonati. Praticamente grazie a una legge del 2005 che praticamente prevede la presenza di queste associazioni all'interno dei canili convenzionati. Quindi noi collaboriamo con i gestori dei canili, come avete detto prima anche con i veterinari eccetera eccetera, per fare in maniera che questi cani trovino nuovamente un padrone, ma soprattutto una famiglia, perché dire padrone non è bellissimo, ecco, tutto qua. Praticamente noi ci occupiamo, oltre che della rieducazione tramite appunto veterinari comportamentalisti eccetera eccetera di questi cani, anche per quanto riguarda i controlli preaffido, perché noi prima andiamo a vedere se la famiglia è idonea a ricevere il cagnolino oppure no. Ecco, quale differenza c'è, se ce ne sono, tra la realtà di Porpetto e di Cormons, che sono realtà private, rispetto alla realtà di Rive d'Arcano, sempre appunto che ce ne siano? Beh, diciamo che sono molto simili, ecco, cambia solamente la gestione, ecco. Diciamo che nel privato non so come dire, praticamente non c'è il problema del pubblico che magari mancano fondi di qua e di là, perché loro vengono pagati dai comuni praticamente per custodire i cani, per rifocillarli, e dopodiché noi pensiamo invece all'adozione. Ecco, ma parliamo anche di questi due cagnolini, che storia hanno, che vedo, insomma, sono stati adottati direttamente da lei. Sì, praticamente dovevano venire a casa mia in stallo e sono rimasti. Roger, che è il maschietto, praticamente aveva una patologia cardiaca e in base a questo la famiglia a cui era stato regalato praticamente l'hanno voluto abbandonare e l'hanno fatto andare in canile. Ecco. Lui dalla nostra associazione è stato operato, è stato rimesso a nuovo, dopodiché appunto come ho detto prima erano in stallo da me e da me sono rimasti. Ecco. La femminuccia invece è un'ex fattrice. Ex fattrice vuol dire una cagnolina che era di un allevamento praticamente, e poi a fine della sua carriera è stata messa in adozione e abbiamo preso anche lei. Ecco, quindi c'è anche un grande bisogno di affetto in questi animali e danno anche tanto affetto. Sì, certamente, danno tanto affetto, però sono anche una grande responsabilità, perché bisogna rimarcare che non è un giocattolo, non deve essere mai un regalo, non deve essere, e soprattutto la famiglia, tutta la famiglia che sia composta di due persone, una persona o 10 persone, devono sapere che il cane è un componente ulteriore della famiglia, che sarà sempre un bambino piccolo, perché avrà sempre bisogno di noi. Vi è mai capitato di seguire un'adozione che poi non è andata a buon fine? Allora, ci è capitata perché il diritto di ripensamento esiste anche qua, no? Soprattutto se è un problema caratteriale del cane. Diciamo che
le famiglie che l'hanno restituito proprio perché c'era una reale e certificata incompatibilità con l'animale. Ecco, le due realtà di Cormons e di Porpeto hanno anche all'interno un'area per i gatti? No, non c'era nessuna delle due, c'è il gattile. Ecco, comunque si sta sviluppando sul territorio regionale questa particolare forma di accoglienza che insomma negli anni passati non c'erano le colonie che ci sono tuttora. Ecco, magari voi che avete un'esperienza più vasta in questo settore, cosa ci può dire dei gattili? Allora, dei gattili possiamo dire che se esistono i gattili è perché la maggior parte delle volte la gente non sterilizza. Allora, noi diciamo sempre sterilizzate, sterilizzate, sterilizzate. Allora, mentre per i cani la situazione è abbastanza sotto controllo, per quanto riguarda i gatti noi siamo inondati di gatti. E noi abbiamo le nostre gattare delle colonie feline, gattare di rifugi anche privati, eccetera, eccetera, che stanno diventando matte per cercare di far sopravvivere gattini trovati negli scatoloni, nei fossi, in un sacchetto, eccetera, eccetera. E questo perché? Perché non c'è la mentalità che la femminuccia, ma anche il maschio per una questione di odori, del gatto devono essere sterilizzati, castrati. Questa qui è una cosa che bisogna rimarcare 3000 volte. Ecco, quindi emerge effettivamente questa situazione di emergenza legata alla presenza massiccia di gatti proprio perché non vengono sterilizzati, che non si era posta in passato perché magari l'attenzione era più rivolta al cane o forse anche in passato in realtà il gatto è sempre stato così un po' al centro di questa problematica. Sì, esatto, diciamo che adesso i gatti appunto noi siamo sommersi, lo ripeto perché voglio proprio che si capisca perfettamente, perché allora per i cani non c'è problema, perché il cane, soprattutto femmina, che esce dal canile, esce già sterilizzata, quindi non si pone il problema. Il problema sono i gatti perché i gatti sono ingovernabili, cioè i gatti vanno in giro. Il cane va in giro, viene subito accalappiato oppure viene preso da volontari e viene portato in una struttura protetta. Per il gatto invece è impossibile fare questo ragionamento.